La chiesa di Carve è dedicata al martire San Donnino. Nel 1931 a Carve iniziarono i lavori per la costruzione della nuova chiesa, visto che la più antica, documentata a partire dalla fine del XV secolo, risultava poco capiente per i numerosi parrocchiani. Ogni attività venne seguita con amore dal parroco, Don Lelio Pasquetti, e nel 1937 il vescovo Eugenio Beccegato la benedisse, anche se non totalmente completata. La figura di Don Lelio è ancora ben presente nella memoria collettiva per le sue numerose virtù e soprattutto perché ottenne che la curazia di Carve diventasse parrocchia, di cui fu il primo parroco dal 14 maggio 1932 al 4 aprile del 1951. In stile neoromanico, dotata di un alto campanile di oltre 40 metri, ben visibile da molte frazioni e dal centro di Mel, all'interno si presenta in 3 navate a soffitto ligneo dipinto, progettato dall'allora soprintendente Forlati nel 1949. Si notano i vivaci colori delle vetrate istoriate, di sicuro pregio. 4 in abside, progettate dal pittore Aldo Carpi nel 1938, e altre 12 nell'aula, realizzate nel 1966 con le immagini degli evangelisti e degli apostoli. Si conservano anche alcune opere della precedente chiesa e di altri edifici sacri vicini, tra cui un trittico con le tele del XVII secolo con Sant'Antonio Abate e il santo titolare della chiesa, San Donnino. Vi è inoltre una tela di Luigi Cima con la Sacra Famiglia e i santi Luigi e Rocco e preziose opere lignee di Beppino Lorenzet, noto scultore contemporaneo nato proprio a Carve. Di questo artista, l'altare, l'ambone, la Via Crucis e un sorprendente Cristo della Resurrezione. L'abitato di Conzago si trova in posizione panoramica salendo da Mel verso Carve prima di raggiungere le dolci colline del comune di Borgo Valbelluna. Oltre le abitazioni appare, in mezzo al verde, la chiesa campestre intitolata a San Michele Arcangelo, limitata dalla cinta di mura del vecchio cimitero. Si fa sicuramente notare l'antico campanile a torre in pietra a vista, molto possente. La chiesa è citata nei documenti dalla fine del XV secolo e oggi appare nella sua veste successiva al restauro avvenuto nell'Ottocento. All'interno è conservata una seicentesca pala d'altare attribuita a Niccolò de Barpi, che raffigura la Madonna in trono con il bambino in braccio. Ai lati Sant'Antonio Abate con i suoi inconfondibili attributi, il tau, il campanellino, il fuoco, e San Michele Arcangelo, una delle figure più importanti della tradizione cristiana, l'arcangelo per eccellenza, venerato come il capo delle milizie celesti e difensore del popolo di Dio contro il male, rappresentato dal drago sconfitto sotto i suoi piedi. Fiduciosi della protezione di San Michele Arcangelo nelle difficoltà spirituali e materiali, ritorniamo sul sagrato che nella bella stagione offre lo splendore del creato.